essere. Da un mese dormono davanti alla propria azienda che ha deciso di delocalizzare in Bosnia. Sono i lavoratori della Exo di Maserà nel Padovano. Stamane nuova vittima sulle strade venete. Lungo la statale del Santo un 23enne è morto nello schianto della sua auto contro un camion. Il governatore del Veneto rilancia il progetto di una nuova strada che colleghi direttamente alle spiagge. Intanto restano stabili le condizioni dei feriti più gravi nel maxi incidente sulla Treviso Mare. Il Veneto grande protagonista del raduno di Pontina, dove Salvini lancia la Lega delle Leghe. Autonomia subito, dice Zaia, ora o mai più sul palco la conferma dell'impegno del ministro Stefani. Bufera su una psicologa e scrittrice veronese costretta a chiudere il suo profilo Facebook dopo un post in cui affermava che i piccoli migranti annegati nei giorni scorsi erano bambolotti in una messa in scena. Sabato al via i saldi estivi, ma i cittadini sono alle prese con la stangata su bollette di luce e gas scattata proprio in questi giorni. Secondo Confcommercio l'impennata avrà conseguenze pesanti sugli acquisti. Ieri a Miani il matrimonio tutto in casa Lega tra la sindaca e deputata Angela Colmellere e l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la crisi nel mondo del lavoro. Da un mese dormono davanti alla propria azienda che ha deciso di delocalizzare in Bosnia. Stiamo parlando dei lavoratori della Exo di Maserà in provincia di Padova. La loro è una delle tante crisi sul fronte lavorativo che si è aperta in questi ultimi mesi nella provincia padovana. Com'è il morale? È altalenante, quando siamo in gruppo si fa gruppo, poi non sei abituato a venire qua la notte, non sei abituato a venire qua quando gli altri sono al mare, il sabato, la domenica, le tue famiglie vanno e tu non sei con loro e di conseguenza dici cosa faccio qua e ti va un po' giù il morale. Da un mese vivono di fronte alla propria azienda oramai chiusa, 24 ore su 24, con il buono e con il cattivo tempo. Una decisione presa da quando a fine maggio ai dipendenti della Exo di Maserà è arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio della delocalizzazione in Bosnia e Erzegovina, una scelta aziendale che comporta il licenziamento di 56 persone, la disoccupazione di uomini e donne, a volte unica fonte di reddito per le proprie famiglie. È un turnover con tutti i disagi che può essere a livello di un presidio. Ci siamo organizzati a livello, sì, si può dire un po' un fai da te, abbiamo un po' di frigo, un po' di... Perché voi rimanete qui anche la notte? Sì, restiamo qui 24 su 24 a turnover. Il presidio durerà fino a quando non verranno chiuse le trattative. Attualmente le trattative si stanno svolgendo al Mise a Roma. Hanno fatto già un primo incontro la settimana scorsa e abbiamo un altro incontro questa settimana, il 4. E che notizie vi stanno arrivando da Roma? La risposta è stata che l'azienda non ha nessuna intenzione di ritirare i licenziamenti, quindi continuerà con la linea della chiusura e quindi c'è una seconda convocazione mercoledì al Ministero. E lì penso che sarà una giornata abbastanza decisiva per le nostre sorti. In provincia di Padova ci sono circa 400 posti di lavoro appesi a un filo, spesso di aziende in salute, a volte, come in questo, di aziende che preferiscono trasferirsi altrove, un fenomeno scoppiato nel Padovano proprio mentre la crisi sembrava essere passata. Il pubblico ministero ha chiesto oggi l'ergastolo per Stefano Perali, il docente mestrino cinquantenne, reo confesso dell'omicidio di Anastasia Shakurova, trentenne russa, che si trovava in stato interessante, e del fidanzato Biagio Buonomo, 31enne di origini campane. Il delitto fece particolarmente scalpore nel giugno dell'anno scorso. A Chirignago, nel veneziano, l'imputato invitò a cena le vittime, poi le narcotizzò facendo bere loro un cocktail e le uccise. La donna, di cui l'uomo si era invaghito, venne soffocata con un cuscino. Il compagno invece perse la vita a causa di più colpi inferti con una barra di ferro alla testa. Le discussioni delle parti civili e le arringhe difensive sono previste il 16 luglio prossimo, mentre la sentenza ci sarà con ogni probabilità il 25 luglio, quando sarà dato spazio anche ad eventuali repliche. Stamane nuova vittima sulle strade venete lungo la statale del Santo, nel Padovano. Un 23enne ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un camion.
Ancora una tragedia sulle strade padovane. Un giovane ha perso la vita al volante della sua automobile scontrandosi frontalmente con un camion lungo la statale del Santo in comune di Borgoricco. La vittima è un 23enne residente in zona. Lo schianto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. L'automobilista è morto sul colpo. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine. Oltre alla polizia locale e al SUEM, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per estrarre il corpo intrappolato tra le lamiere dell'auto. Un lato del veicolo era andato completamente distrutto nell'impatto con il guardrail. Pesanti le conseguenze sulla circolazione, immediatamente si sono formate lunghe code che hanno mandato in tilt il traffico lungo questa importante arteria che congiunge Padova a Castelfranco Veneto. Una via del mare che raggiunga le spiagge venete. A rilanciare il progetto è stato direttamente il governatore Luca Zaia. Via del Mare, una strada di cui si parla da anni, una strada di cui non si può più fare a meno. A rilanciare il progetto di un'autostrada o comunque di una via ad alto scorrimento che porti turisti e vacanzieri sulle spiagge iesolane senza pesare sulla viabilità ordinaria è il presidente Luca Zaia. Già questo mercoledì l'assessore regionale infrastrutture e trasporti Elisa De Berti discuterà l'argomento nel corso di una riunione a Roma. L'assessore andrà a parlare ovviamente, a occuparsi di diversi dossier e tra i quali c'è anche quello della strada, della via del mare come è definita. Sicuramente un sistema per risolvere il problema del caos, del traffico, soprattutto nei mesi estivi per questo territorio. Al momento siamo in stallo per dei fatti giuridici e formali, cercheremo di capire se questa è un'infrastruttura che si può sbloccare oppure no. Il vecchio progetto della via del mare, con raccordo sul casello A4 di Meolo, era stato archiviato dopo essere inciampato su un progetto di finanza inadatto e annullato. Ma interesse e sostenibilità per un nuovo tracciato, forse raccordandosi questa volta al casello di Noventa, ci sono tutti. Basta guardare le code chilometriche che si formano ogni estate in direzione del mare. Quest'opera, che costa circa 200 milioni di euro, realizzata interamente dai privati senza nessun contributo pubblico, con i flussi di traffico, con quello che oggi il turismo è nel Veneto, ha una piena sostenibilità e quindi costerebbe zero alle casse della regione e riuscirebbe a dare quell'infrastruttura che da ormai un secolo. Vi ricordo che l'ultima strada fatta per arrivare è del 1930, quindi dopo un secolo finalmente avremo una strada per portare alle spiagge. Un alleggerimento del traffico che significherebbe anche un aumento della sicurezza, diminuendo magari la frequenza dei gravi incidenti che si verificano sulle strade che portano al mare, come quello lungo la Treviso Mare, zona Caposile, che ieri mattina ha coinvolto 3 auto e ha provocato 10 feriti, 5 dei quali ricoverati in gravi condizioni. Poco dopo le 7:30, per cause da accertare, si sono scontrate una Mitsubishi Colt e una Renault Clio. Violentissimo l'impatto, con carambola e rovesciamento di uno dei mezzi sull'altro, ed un terzo, una Volvo, finito nel fossato. Un groviglio di lamiere dal quale i vigili del fuoco hanno estratto i 5 giovani che erano a bordo della Colt, tutti della provincia di Treviso, di ritorno dopo aver trascorso la nottata a Jesolo. Fra di loro grave un 20enne di paese ricoverato in codice rosso a Padova ed un altro di Caerano in terapia intensiva a Mestre. Nella Clio viaggiavano una donna vicentina 35enne, in prognosi riservata al Caffoncello di Treviso, la sorella ed un bambino di 11 anni che ha riportato diverse fratture. Lunghe le code formatesi in direzione mare a seguito della chiusura della strada per le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. E adesso l'incidente mortale è accaduto sabato mattina a Tiene davanti al Carrefour con l'autista che prima era scappato poi era tornato. Ebbene, l'uomo è stato trovato positivo all'alcol test e al droga test. Aveva bevuto e assunto sostanze stupefacenti. L'uomo, 39enne di Molvena di 48 anni, che sabato mattina con il suo camion si è scontrato contro la moto guidata da Cristian Fontana. Il geometra di 38 anni, che viveva a Vicenza con la moglie, è morto per le gravi ferite riportate all'ospedale. Al momento del sinistro la dinamica non era chiara, i due procedevano lungo la stessa direzione. La moto di Cristian è volata sull'asfalto andando a finire contro un platano dopo il contatto tra i due mezzi. Un impatto violentissimo, l'autista del camion si è dato alla fuga per tornare soltanto mezz'ora dopo sul luogo dell'incidente. Seduta stante è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale. I rilievi successivi con alcol test e droga test hanno rivelato che l'uomo aveva bevuto e aveva assunto opiacei, sostanze presenti in alcuni farmaci ma anche nell'eroina. Il camionista si trova ora agli arresti domiciliari.
La guida con il cellulare rimane una delle infrazioni più diffuse in Friuli. Sono entrate in vigore nuove procedure che in caso di incidente prevedono anche il sequestro del telefonino. Abbiamo chiesto in merito l'opinione dei cittadini. L'automobilista coinvolto in un grave incidente stradale dovrà esibire alle forze dell'ordine cellulari, tablet e ogni dispositivo che consenta di verificare immediatamente eventuali interferenze con la guida. Per chi si rifiuta o nasconde il telefonino scatterà la perquisizione personale con il sequestro dell'apparato. È una direttiva al momento valida in Friuli Venezia Giulia, che presto però potrebbe essere adottata anche in altre regioni. Guidare col cellulare infatti è una condotta sanzionata dal codice della strada, che però rimane un'abitudine di cui in molti non riescono a fare a meno. A Padova le multe si contano a centinaia e con la recidiva scatta il sequestro della patente, ma tutti anche a Padova sono d'accordo su una stretta dei controlli. Anzitutto la sicurezza proprio per tutti, perché effettivamente è una cosa nella quale per esempio anche con mia figlia che c'ho a bordo mi disorienta, magari chiedendo ma guarda questa cosa nel cellulare, e io purtroppo sono costretta a dirle no, non lo posso guardare perché se non sto attenta a quello che faccio, che ho di fronte, rischio un incidente. Sì, che è giusto, perché il telefono è una distrazione dell'incidente. Ma lei capita mai di usare il cellulare quando guida? No. Certo che è giusto, perché quando si guida non si dovrebbe usare il telefono, ma lei sta giusto. Perfetto, per me questo è perfetto, perché tanti usano il cellulare. Ma lei l'ha mai usato? No, io non uso, io stacco. Ecco, se controllano piuttosto le chat o varie cose forse ha più senso rispetto alle telefonate vere e proprie, perché esistono dei dispositivi Bluetooth che permettono di chiamare tenendo tranquillamente le mani sul volante. Adesso nelle macchine ci sono dei dispositivi apposta che puoi chiamare le persone senza tenere il telefono così. Lei ha mai usato il cellulare alla guida? Allora, il cellulare alla guida no, tendo sempre appunto a usare o gli auricolari o comunque il Bluetooth proprio per questo motivo. Con i messaggini come fai? I messaggini li leggo quando arrivo con la macchina dove devo arrivare. Il raduno di Pontida di ieri, 58 pullman dal nord-est, 45 dal solo Veneto, e il sogno dell'autonomia è salito sul palco con il governatore Zaia e il ministro Erika Stefani. Allora qualcuno si è indignato perché abbiamo osato chiedere l'autonomia. Noi in Veneto diciamo paroni a casa nostra, se ti va bene così, buon, se no casa. L'obiettivo è quello comune, per il Veneto autonomia subito. Il messaggio di fronte alla sconfinata spianata di militanti non potrebbe essere più chiaro, ora o mai più. L'autonomia sbarca a Pontida, lo fa a seguito di un Veneto che ha iniziato il suo percorso ed è deciso a concluderlo. Nella Pontida dei record, quella dei 58 pullman da nord-est, 45 dal Veneto, la Pontida dove Salvini lancia l'altro grande obiettivo del Carroccio. L'Italia che noi governeremo per i prossimi 30 anni è un'Italia che non ha paura di niente e di nessuno. Occorreva unire in Italia e occorrerà unire in Europa. E io penso a una lega, delle leghe in Europa. Si parla di migranti, Europa, legittima difesa, giustizia, economia e sociale, ma quando sale sul palco Zaia i riflettori vanno su un punto chiave. Posso dar ordine di aprire il gonfalone del Veneto? Aprite il gonfalone. Questo leone che vedete ha 1100 anni di storia, è l'unica bandiera nella quale c'è la parola pace. Noi non siamo dei guerrafondai, però siamo molto incazzati perché vogliamo l'autonomia in Veneto. Zaia ricorda il plebiscito del 22 ottobre 2017 e poi guarda avanti. Per la regione firmo io e poi ho detto ma per il governo firma Erika Stefani, una veneta ad hoc, ministro per gli affari regionali, ma io lo chiamo già il ministro per l'autonomia. Non abbiamo scuse. E a me aspetta un compito, è un compito che sento, ma lo sento veramente. Perché prima di tutto, prima di essere ministro, prima di essere senatore, io sono una veneta, siamo cresciuti con l'anima dell'autonomia. L'autonomia non è egoismo, l'autonomia è una grande opportunità che ci viene concessa.
è il grande spirito di libertà, ma è anche spirito di responsabilità. Responsabilità di chiudere il percorso, senza se e senza ma. Non abbiamo scuse, ora o mai più. L'autonomia, ora o mai più. Bimbi come bambolotti e bufera sulla 41enne psicologa e scrittrice veronese Alessandra Maggia, costretta a chiudere il suo profilo Facebook per la marea di insulti ricevuti dagli altri utenti per una sua posizione sul naufragio della barca di migranti avvenuto al largo della Libia. Di fronte alle foto dei 3 bimbi morti portati a riva, la 41enne ha parlato apertamente di montatura, una fake news complottista circolata a lungo in queste ore sulla rete. I suoi commenti sono stati ripresi dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che sempre su Facebook si è scagliata contro la donna, e le reazioni al post della Lucarelli sono state migliaia, tanto che la donna veronese ha dovuto chiudere il suo profilo Facebook. Intanto l'Ordine degli Psicologi del Veneto ha preso le distanze dalle affermazioni della Maggia. Non è una psicologa autorizzata ad esercitare la professione, precisa l'Ordine, ma è solo iscritta all'anagrafe dedicata a chi interrompe gli studi con la laurea triennale in scienze psicologiche. Del caso si sta occupando già la Commissione Tutela e Deontologia dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, guidata da Giulio Mazzucco e da Gina Barbano, che aprirà 2 istruttorie per valutare eventuali procedimenti disciplinari. E dal cassone di un camion spuntano 4 clandestini, è accaduto a Conegliano. Sentiamo la testimonianza di chi ha assistito a questa incredibile vicenda. L'autista, sceso una volta dal camion, ha sentito dei rumori strani. A parlare è un testimone che sabato pomeriggio ha assistito al ritrovamento di 4 clandestini medio orientali stipati all'interno di un cassone di un camion guidato da un uomo dell'Est Europa. Il camionista, nella zona industriale di Conegliano, doveva consegnare del materiale ad una ditta quando, scendendo dal rimorchio, ha sentito dei rumori sospetti all'interno del suo mezzo. Il camionista, quando ha scoperto che all'interno del suo mezzo c'erano delle persone, è rimasto esterrefatto? Lui sì, è rimasto esterrefatto. Difatti è lui che ha chiamato la polizia. Ancora poche ore, probabilmente all'interno di quel cassone nessuno sarebbe sopravvissuto. Ormai l'occhio praticamente aveva la pupilla dilatata e bianco, e ormai mancava pochissimo e andavano anche loro. Quell'interminabile viaggio poteva rivelarsi fatale per i 4 migranti, una fuga dai loro paesi d'origine iniziata per disperazione, senza valutare a fondo i rischi che potevano correre. Cosa vi ha fatto pensare vedere delle persone così uscire da un camion in estrema difficoltà? Disperazione, affrontare un viaggio così e portarsi quasi al termine della vita è terribile vederli. I 4, probabilmente afghani e pakistani, sono stati trasferiti in pronto soccorso e poi in commissariato per le procedure di identificazione. Uno di loro è un minore non accompagnato, per questo sarà presto affidato ad una comunità locale. Non è ancora chiaro come i 4 migranti siano giunti fino alla Marca e soprattutto se il camionista abbia o meno un ruolo nella vicenda. Nel frattempo, in attesa di delucidazioni in merito, il tir è stato posto sotto sequestro. Un turista inglese di 64 anni è morto a causa di un malore mentre stava passeggiando alle cascate di Fanes a circa 1480 metri nel territorio di Cortina d'Ampezzo. Alcuni passanti sono stati richiamati dalle grida della compagna e accorsi hanno subito tentato di rianimarlo. L'elicottero ha raggiunto nel frattempo, ha sbarcato personale medico e tecnico di elisoccorso che sono subentrati alle manovre di emergenza. Recuperato con il verricello, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Belluno, dove poi ne è stato purtroppo constatato il decesso. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta, sabato al via i saldi estivi, ma i cittadini sono alle prese con la stangata sulle bollette di luce e gas scattata proprio in questi giorni. Penso che non è mai più finita. La gente farà fatica a pagarli. Di solito era che quando d'estate calava i soldi da pagare, adesso invece hanno fatto la nuova formula che dobbiamo sempre pagare.
cittadino medio cosa deve fare? Cerca di difendersi in qualche maniera, di resistere e andare avanti. Non c'è mai un momento giusto per una stangata, ma questo è davvero il momento sbagliato. Bollette di luce e gas in impennata e la rabbia dei consumatori si mischia a quella dei negozianti perché sabato prossimo scattano i saldi estivi. Confcommercio stima che ogni famiglia spenderà in media per abbigliamento e calzature poco meno di 230 euro, ma è una stima, peraltro inferiore alla media nazionale, altamente virtuale perché l'aumento delle bollette potrebbe pesare non poco sulla scelta degli acquirenti. In questi giorni alle prese con la stangata. Un furto ai danni del cittadino che paga le tasse. Non sono rassegnato, sono un po' irritato, voglio essere educato, irritato. Siamo veramente un po' pressati, lo siamo tutti, a tutti i livelli. E poi c'è dell'altro. In tutto il Veneto attacca Confcommercio, contravvenendo alle regole che ne fissano l'inizio al 7 luglio. I pinoti brand hanno fatto scattare i saldi già un mese fa. È successo e sta succedendo nelle grandi catene e negli outlet, soprattutto sul fronte del commercio elettronico, che dilaga sempre di più in un mondo senza regole. Tempi duri per tutti, insomma, a partire da chi dovrebbe mettere le mani nelle tasche. È assurdo, però è la realtà che dobbiamo pagare. Ma quindi secondo lei ci dobbiamo un po' rassegnare o... E cosa fare a questo punto? A chi rivolgerci? È tutta una presa in giro che ci danno, ci comunicano anzi. Adesso a Miane, dove ieri c'è stato il matrimonio, tutto in casa Lega, tra l'onorevole Angela Colmellere, nonché sindaco di Miane, e l'assessore regionale Giampaolo Bottacina. È arrivata con un Alfa Duetto rosso, la stessa del laureato di Dustin Hoffman. Solo che lei, Angela Colmellere, maestra elementare, sindaco di Miane e deputato della Repubblica, ieri con uno splendido raso di seta color avorio ha vestito i panni della sposa. Lui, in quello che è stato subito soprannominato il completo salviniano blu con gilet grigio, è l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile, che ieri, tra le colline del Prosecco, senza al momento il bollino UNESCO, è stato lo sposo di quella che è subito stata indicata come la coppia trevigiana dell'anno. A benedire, certificare l'unione al momento civile, il governatore del Veneto Luca Zaia, che a Pontida è stato soprannominato per l'occasione Schumacher, considerata la velocità di spostamento dalla bergamasca alla Marca pur di essere puntuale con gli sposi. Una celebrazione davvero unica anche per l'immagine di un Zaia in fascia tricolore, che l'occhio indiscreto della telecamera di QDP News ha immortalato a dare qualche consiglio al neosposo, non si sa se inerente al matrimonio o magari ai prossimi interventi di sicurezza idraulica nella zona. Spigliata la sposa, anche se il sorriso un po' tirato tradiva un'emozione in crescendo tra candele accese, le dolci note della giovane orchestra, fino alle frasi di rito scandite dal governatore per l'occasione pubblico ufficiale di Stato civile. Sì, lo voglio. E lei, signora Colmellere Angela, intende di prendere per marito il qui presente signor Bottacin Giampaolo Enrico? Sì, lo voglio. Sarà che l'onorevole sposa giocava in casa, ma con tempo è stato l'ingegnere, con lo scambio degli anelli, ad accusare maggiormente i colpi dell'emozione. Applauso! E alla fine, come sempre, è stato il governatore a scandire i tempi di una festa proseguita nel brolo di Gigetto tra i fiori di zucca, risotto ai porcini e ovviamente torta a piani. È terminata a tarda notte, senza partenza per viaggio di nozze, ma al massimo fino a Roma, dove l'onorevole sposa è già attesa in settimana e che l'ingegnere sposo dovrebbe raggiungere per discutere di protezione civile, manco dirlo al relativo ministero, coniugando, è il caso proprio di dirlo, amore di coppia con passione politica. E allora, viva gli sposi! Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Tempo via via più instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 3 luglio. Sul Veneto al mattino qualche rovescio solamente sul Bellunese, ampio soleggiamento invece altrove. Col passare delle ore temporali frequenti anche sui restanti settori della nostra regione, ma generalmente di debole intensità. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 32 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Qualche acquazzone al mattino soltanto sui settori alpini, qualche spazio soleggiato in più invece altrove. Dal pomeriggio peggiora un po' ovunque con fenomeni localmente anche moderati. Migliorerà entro la serata. Temperature minime tra 18 e 21 gradi,
massime comprese invece tra 29 e 31 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo spiccatamente instabile sulla nostra regione, con rovesci e temporali piuttosto frequenti sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Fenomeni in cessazione comunque entro la serata. Temperature minime comprese tra 15 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 29 e 32 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.